Grazie Presidente. Al voto favorevole dei parlamentari del mio gruppo voglio idealmente aggiungere quello della formazione regionale a cui appartengo, i riformatori liberali, e ne approfitto per spiegarvi cosa sono in Sardegna i riformatori. In questa realtà che consuma velocemente la politica, i riformatori liberali sono il secondo partito più antico della Sardegna dopo il partito Stato d'Azione. Sono nati 20 anni fa raccogliendo quel piccolo pezzo di società sarda che non si riconosceva nelle logiche assistenziali e clientelari di una regione meridionale atipica per la composizione sociale e per le problematiche derivanti, ma assolutamente tipica per l'atteggiamento della classe politica dirigente, tutta tesa a mantenere il controllo diffuso del consenso attraverso il presidio manu militari dei pozzi d'acqua, delle leve economiche e sociali che permettono la illimitata perpetuazione del palazzo e dei suoi occupanti. Dopo la caduta del muro di Berlino, la Sardegna degli anni '90 è stata uno degli ultimi paesi europei di socialismo reale, con un controllo pervasivo della politica sia sulle attività pubbliche dirette da decine o forse centinaia di consigli di amministrazione rigorosamente nominati e guidati dalla politica, sia nelle attività cosiddette private, che sono andate avanti soltanto qualora supportate da fiumi di contributi regionali a fondo perduto, sui quali ha grassato una vera e propria imprenditoria del malaffare, grossolana in tutto tranne che nelle tecniche per acchiappare soldi pubblici, un'imprenditoria fasulla come l'oro di Bologna, la cui storia a soldi spariti è spesso terminata ingloriosamente davanti alle corti dei tribunali. In questo contesto in Sardegna si è persa la speranza. I sardi orgogliosi in realtà sono diventati sardi servi, proni verso uno strisciante sistema di controllo delle coscienze e delle libertà individuali che proponeva maggior benessere apparente in modo facile in cambio alla rinuncia a un pezzetto della propria libertà. Per 20 anni i riformatori hanno lavorato spesso tra il fastidio e la derisione di un establishment politico che comprendeva perfettamente che il passaggio dalle logiche dell'assistenza a quelle della competizione e della valorizzazione delle capacità e del merito sarebbe stata anche la fine di buona parte del potere pervasivo della politica e della sua burocrazia. I riformatori da soli nel maggio del 2012 hanno fatto i 10 referendum di Sardegna si cambia, che ben prima di Renzi hanno abolito le province di 60.000 abitanti che avevamo inventato in Sardegna, ben prima di Renzi hanno cancellato i consigli di amministrazione controllati dalla politica, inevitabile fonte di sprechi e di opacità di gestione, ben prima del Movimento 5 Stelle hanno tagliato gli stipendi e il numero dei consiglieri regionali e i conseguenti costi della politica. Oggi, nell'aderire a questa mozione, ci chiediamo: ma sarà utile, servirà una mozione parlamentare a cambiare il progetto futuro e il destino della Sardegna? La risposta negativa è ovvia, ma alcune riflessioni sono utili. La prima: la Sardegna è ancora oggi la regione italiana che più di tutte vive di assistenza. Secondo i dati ufficiali del sito sui conti pubblici territoriali, ogni anno la Sardegna riceve in modo diretto o indiretto 5 miliardi di euro dalla solidarietà nazionale. La Sardegna è dunque il paradigma del dramma di tante altre regioni italiane che non riescono a trovare la strada verso l'autosufficienza economica, che rappresenta la precondizione per la prima delle libertà di un popolo, la libertà dal bisogno. In altre parole più grossolane ma chiare, la Sardegna ha fame e ha bisogno di lavoro per non morire. L'autonomia speciale di cui la Sardegna ha goduto nel dopoguerra ad oggi non è stata sufficiente ad uscire da questa situazione di svantaggio, pertanto questa autonomia non era lo strumento adeguato oppure è stata usata male. In entrambi i casi va ripensata. Quinto, l'attuale dramma della Sardegna non è un dramma privato dei sardi. Per chi come noi crede nell'unità del Paese è un dramma dell'intera nazione e come tale va affrontato. E per risolverlo è difficile ipotizzare il riuso degli strumenti classici, piani di rinascita, Cassa del Mezzogiorno, che hanno sortito solo effetto tampone. È chiaro che in assenza di sviluppo endogeno la sete ritorna non appena spariscono le autobotti del denaro pubblico. La sfida da condurre insieme, Stato-Regione, sardi e continentali, non può che essere quella di investire su identità, talenti e competenze peculiari della nostra isola, sviluppando imprenditorialità, fantasia, senso della cooperazione, investendo in istruzione e in cultura del merito e della competizione sana. Paradossalmente la prima industria che serve alla Sardegna è una scuola di alta qualità, un'università di livello europeo. Abbiamo bisogno di sardi che escano dalla cultura delle ovvietà dal bar e prendano in mano la scommessa delle proprie scelte e del proprio destino. In conclusione, l'assistenza di cui purtroppo ancora oggi la Sardegna ha bisogno ci accompagna in un'agonia senza speranza,
ma per vivere i sardi e la Sardegna hanno bisogno di competere col mondo. Forse noi sardi non l'abbiamo ancora capito bene e forse non siamo ancora pronti. È per andare più veloci in questa direzione che chiediamo l'aiuto del nostro Paese. Grazie onorevole Vargiu.